subito con le nostre Proloco. Ci eravamo lasciati da Villamanin con la finale vinta dalla Proloco di Gemona, ma ritorniamo qui, siamo pronti, io Enrico Radivo, e quindi subito l'applauso va al nostro filologico di questa sera. Buonasera a tutti. Buonasera da par me ovviamente e di tutta la società filologica furlane, dal nostro presidente Federico Vicario e dal nostro direttore Feliciano Medeot, che saludin calorosamente. No, Anch'io saluto tutti calorosamente, li ringrazio perché siete sempre precisi ogni anno qui con me e non è semplice sopportarmi, quindi Enrico bravi. Però per Telefriuli questo è altro. E tu hai preparato tutti i quiz legati al friulano, quindi insomma come sta? Sempre più difficili. E vin lis chi stan, mi sposto, chiedo scusa alla regia. A vin lis bustutis. Vin las bustutes, ecco. detto in Tiarniel da me variante, ecco. Bustutis alla furlane. Un passo avanti nella conoscenza del friulano. Lis bustutis. Bene, invece noi abbiamo sempre le Proloco pronte qui in studio, anche quest'anno 20 partecipano, ma partiamo dalle prime due. La prima è Moimacco, la Proloco di Moimacco, capitanata da Redi. Eccolo qua. Sorriso smagliante, pettinato per l'occasione, insomma siete fortissimi. No, ma non se ne esagera massa sul discorso del look, Già ben così. Com'è andata? Siete pronti per questa nuova edizione? Sì, siamo a Vonda Ciariaso, abbiamo fatto un aperitivo prima, quindi siamo a bombe. Siamo a posto, bene, complimenti, e loro sono carichi, sono fedelissimi anche loro e partecipano praticamente a quasi tutte le edizioni di Lo Sapevo, la Proloco di Colloredo di Montalbano. Buonasera ragazzi, Capitana e Anna. Sempre numerosi e ci fa piacere avervi qui, come Moimacco naturalmente. Anna, tu sei carica già di tuo. Ma certo. Assieme ringrazio anche il presidente della Proloco che poi ci racconterà delle vostre iniziative. Redi è factotum, invece parlerà, il capitano fa tutto lui, quindi è davvero carico. No, non è nessuno che si candida al ecco, è diverso, è diverso. Va bene, Enrico, condannato. sei pronto tu per partire? Prontissimo. Pronto dunque con i primi quiz, quindi le pulsantiere pronte, sia di Redi che di Anna, perché andiamo a vedere il primo argomento del quiz di questa sera, quindi il primo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 minuti, parliamo del congresso della filologica in programma domani a Spilimbergo. Che edizione è? La 106, la 110, la 99 o la 90esima ABCD? Qui avete ancora. Colloredo prova a rispondere, la 106 non è corretta. Redi ci prova all'ultimo secondo ed è corretto. Enrico? Sì, 99esima, 99esima. 99esima, è vero. Sì, non poteva essere 106 perché la filologica è nasciuta dal 1919, quindi infatti 100 anni qualche anno fa. Sin proprio a Spilimberg la festa accade già Wieners, il cur da festa sarà ovviamente domani, sabato con la messa a Binore, ovviamente in Marilenghe, la presentazione dal numero 1 su Spilimberg. Quindi il numero unico è questa grande pubblicazione che va a padenti, duce che riguarda il paese dove abbiamo fatto il congresso annuale da filologiche. E in ta settimana dopo sono prodotti sia in che passate che in che venirà concerti, presentazioni, mostre, quindi chiunque non semplice fa Way e domani e dai prossimi giorni, basta là sul sito da filologica, alziate tutte le informazioni sul congresso di quest'anno proprio a Spilimberg. Bravissimo Enrico, bravo Redi, che conquista i primi punti, davvero sei carico, abbiamo visto subito nel primo quiz che hai dato la risposta esatta, anche se all'ultimo secondo, ma va bene anche così. Anna, siamo solo all'inizio, adesso andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi l'argomento del prossimo quiz, vediamo. Qui avete più punti, ma anche più secondi, 30.
Pier Silvio Lec, giurista e storico, fu anche presidente della Filologica per 20 anni. In che periodo? 1945-1965, 1925-1945, 1935-1955 oppure 1915-1936? Quale tra questi periodi? Marco prova la D, ma non è corretta. Colloredo ha ancora la possibilità di rispondere ed è proprio la B. Brava Anna, ci hai provato? È stato un tentativo? Qualcuno ti ha dato dei suggerimenti? Sono andata ad intuito guardando la fotografia. Ah, brava. Allora ero anch'io titubante sulla D o la B, però grazie a Redi. Applauso a Redi. Bene, volevo vedere il punteggio, ma eventualmente lo vedremo più tardi, perché sapete che il quiz della cultura ha un maggior punteggio rispetto agli altri, quindi vediamo, sicuramente Colloredo in questo momento è in vantaggio, ma la vedremo più tardi. Andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento del quiz. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di vino. Quale di questi non è un vitigno rosso friulano, pignolo, forgiarin, scuro, tazzellenghe? Ed è proprio la C. Vedi, sono carichi e su questo argomento non potevano sbagliare. Hai dei bravi, hai una brava squadra perché ti danno buoni suggerimenti, li sento fin qua. L'ho selezionata 1 a 1, Bravo, hai fatto bene allora, complimenti, bravo Redi. Possiamo vedere il punteggio, chiedo dalla regia perché sono già curiosa di vedere com'è. Eccolo qua. Moimacco 6, Colloredo di Montalbano 6, siamo in una situazione di parità. Allora andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento del quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti in palio, in quali di questi comuni friulani non si parla tedesco? Pontebba, Sappada, Forni di Sotto, Paluzza. Ho sbagliato. Ai ai ai, è proprio Forni di Sotto. Perché non si parla tedesco lì, Enrico? Beh, a Forz di Sot non si parla tedesco, in regione vi ben 6 comuni dove si parla tedesco, 3 erano in città sta domande, quindi una alle Paluce, perché Denti Paluce è la frazione di Timau, da Cascitabai appunto tedesco, Sappade, Pontebe, Tarvisio e Malborghet. Questi sono i 6 comuni della nostra regione da che alle comunemente tabbaiato il tedesco. Si stima che siano circa 8.000 i furlans che tabbaiano tedesco correntemente come lingue, quindi un numero avonda importante che la regione ha deciso di tutelare. Abbiamo fatto una domanda poste anche l'anno passato su questo argomento qui, con le leggi regionali per tutele anche di queste minoranze all'interno della nostra regione che ha già una grande minoranza linguistica che è ovviamente dal Furlan. Giusto? Bravi ragazzi di Moimacco e bravo Enrico. Non vediamo il punteggio, però lo vediamo più tardi. Andiamo avanti, vediamo subito il cubo virtuale perché Anna vuole recuperare subito. Vediamo il prossimo cubo. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale società regionale ha vinto il campionato Under 19 femminile di calcio nel 2021-22? Udinese, Triestina, Tavagnacco o Pordenone? No ragazzi, era il Pordenone. Sullo sport non ci siamo. Allora, vediamo il punteggio. Anna, concentrati. Moimacco 10, Colloredo di Montalbano 6. Quindi insomma, siamo ancora in una situazione abbastanza equilibrata. Su favore, Hanno tornando su un favore perché io suggerì delle risposte io. Vedi Redi come sgaglione su questo. Vecchio, ma non dismettere. Però tu sai che adesso c'è il proverbio in friulano. E chi è in svantaggio avrà la possibilità di rispondere per primo. Che potrebbe essere un vantaggio tu in realtà.
Potrebbe, È un po' contorta la È un cosa. po' contorta, ma vabbè. insomma, Boh. dopo capirai. Intanto Vabbè. vediamo, lanciamo il primo proverbio in friulano e dopo la pubblicità daremo la possibilità ad Anna e la Proloco di Colore di Montalbano di rispondere. Lo vediamo insieme. Allora, il primo proverbio che Nina propone ovviamente in lingue furlane, è che a vul ueli di comedons par fama dons. Ovviamente, come sempre, non domandiamo una traduzione letterale dal proverbio, ma il significato che sta da ur a questo proverbio in lingue furlane. Anna, tu hai il tempo della pubblicità adesso per pensarci un po', per confrontarti con la tua squadra. Magari ve lo ripetiamo dopo la pubblicità, ma intanto ci pensi e ti darò subito la possibilità di rispondere e così hai 5 punti in palio se dovessi dare la risposta esatta. Se tu sbaglierai passerò la parola a Moimacco e quindi alla Proloco di Capitanata da Redi. Pronti per l'applauso per andare in pubblicità? Mago. Ci vediamo subito dopo col proverbio in friulano e altri quiz, lo sapevo, tra poco. Lo sapevo, siamo pronti per questa seconda parte con le Proloco in studio, la Proloco di Moimacco, capitanata da Redi, e la Proloco di Colloredo di Montalbano, capitanata da Anna. Anna per tutta la pubblicità si è consultata con la sua squadra. Non so se è stato facile o meno questo tipo di proverbio, cosa ne pensi prima di darci la risposta e prima di rivedere il proverbio? Abbastanza facile, dai. Ah, così? Sì. Ah, va bene. Per te, Redi? Ovvio. Mago! Allora, sminuì il lavoro di un filologo che sta filologo, a pensare Ho sentito la ai prima puntata proverbi, e quindi non speravo. un frego l'Enrico, no? Va, Perché vediamo. secondo Intanto me- lo rivediamo perché vorrei anche sapere a casa, mi piacerebbe Certo, sapere se certo. effettivamente anche a casa dicono è facile. Il primo proverbio che Rinasa propone Vediamo. snota ai nostri amici da Sprolocos è che a vul ueli di comedons par fama dons. Come sempre domandavi non una traduzione letterale, ma il significato che sta da ora questo proverbio. Cara Anna, era semplice secondo te? Allora dacci la risposta, vediamo. Allora, non pensate che significa di questo modo di di che se si vuole alte vite bisogna fare sacrifici, bisogna fare un po' di sforzo, cioè darsi un'emote e non aspettare che le robe colli dal cielo. E la risposta la puoi considerare giusta. Brava. Dassi un'emote, Redi, hai capito? Quindi bisogna far fatica per ottenere. C'è la me, Questa era c'è un la po' me con le mote. il No, sunto. così. Insomma, è Pacific. Sì, beh, insomma, mica tante. E allora? Brava, Anna, brava. Ti hai- Bravi tutti, non Ah, solo perché io. vi siete, è stato Certo. un lavoro di squadra. Sì, sì, sì. 5 punti conquistati dalla Proloco di Colloredo di Montalbano. Vediamo subito la situazione, come è cambiata dopo il proverbio, caro Redi. Beh, Colloredo di Montalbano 11, Moimacco 10. Quindi è ancora una situazione d'equilibrio, diciamo. Appunto una risposta che hanno un anno su. Ancora, questa non vale, no. Invece andiamo subito con il prossimo quiz, quindi pulsantiere pronte all'uso perché andiamo a vedere il primo cubo virtuale con l'argomento del quiz, che è enogastronomia. 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di brovada. Per la brovada, con cosa si lasciano macerare le rape? Vinaccia, salamoia, aceto, grappa. Già E fatto, Colloredo subito. Anna, oltre a mangiarla, la sai cucinare? No, no. Purtroppo no. Quindi Diavini Ponza. No, è che vedi Madonna che brava fa di mangiare, che le saluti. Salutiamo, come si chiama? Marcella. Marcella, invitaci tutti allora. Sì. Io sì. E quindi le mangi e Mi basta. senti, le mangi e sì.
Enrico le sai far preparare tu? No, io tu Sasca... Ah, è la mamma? Esattamente, Che quindi salutiamo. Mari, oltre a essere bravissima a fare il frico, che ti spieghi in a mangiare il frico... Sì, ma chiamatemi voi che stiamo meno. Arriviamo anche noi, Anche brava a fare la brovade, ovviamente, quindi... Brovade che come ben sapevano anche gli amici di Moimac, ma speri anche i re della sua compagnia, avevano fatto mettendo a fermentare i rash, le rape bianche, trappe, quindi nella vinaccia, in cieca le resta, dopo aveva fatto il vin, quindi... Per i telespettatori che non lo sanno, o anche per Alexis che mi sta chialando un po' che No, io devo dire, la brovata non la mangio io, sinceramente. però la sai preparare. No, neanche, quindi proprio... Quindi mettendo a fermentare per circa 2 mesi, che stiras con la trappe, dopo salte fuori che splat unico al mondo, che lo vin nome noto nella nostra regione, che è appunto la brovade, che dopo poi si preparate in diversi modi. Tra gli ultimi temps vi notate anche la riscoglierte di Atis Musca, un viaggio aereo di fare la brovade con la fermentazione da trappe dai mei, oppure anche da trappe dai pers, che conferiscono che particolare sapore ai rash mettuti a fermentare in che smooth. Bravo Enrico! Tra poco, anzi non vediamo ancora il punteggio, andiamo avanti perché voglio vedere qui adesso come va con le nostre proloco. Vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo quiz. Territorio, ma parliamo del territorio di Tarvisio che ha un primato in Friuli Venezia Giulia. È il comune con la maggiore varietà di uve, salinità dell'aria, superficie o densità di funghi. Grazie. Loredo è stata più veloce. Suggerimento l'ho sentito da me Macco io. Sono stato principale loro. Vabbè, succede, però bravo, hai un bravo collega in squadra, Sì, perché le sento io, non è che le sentono anche loro. Hai studiato? Mica vogliate. Sì, ma sta attento. Giusto, vero? Giustissimo, sì. Lui, Tarvis ha la propria questa particolarità di essere il comune più grande come estensione in Italia, ma là anche altre due piccole curiosità, che sono ad esempio che di essere nome uno dei 4 comuni in Italia che al confine contemporaneamente con 2 stati dall'estero, e ha una altra grande, ma piccole ma grande curiosità, che parte dall'Aghe che più a Tarvisio non va a finire dal Mar Mediterraneo, dall'Adriatico, non arriva a Lignan, ma va a finire fino al Mar Nero grazie al Danubio. Perché parte dal territorio di Tarvisio e di là dello spartiacque dall'Italia, quindi che Aghe che più lì va finire proprio fino al Mar Nero dopo un viaggio di chilometri e chilometri. Bravo Enrico, sempre preciso. E allora andiamo avanti con i nostri quiz, vediamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento, pronti voi con le pulsantiere. Cultura, 30 secondi, dunque più punti in palio. Come si chiama l'ultimo film in friulano di Alessandro Comodin, premiato un mese fa a Locarno? Gigi Andrea, Gigi La Guardia, Gigi La Legge, il Pilustrat. Qui però avete più tempo per pensarci, avete ancora 15 secondi, 7 punti in palio. Moimacco ci prova con la D, ma non è corretta, quindi rimane la A, la B e la C. Prove alla B, invece era Gigi La Legge. Troppo difficile. Troppo difficile per le nostre prolocco questo quiz, allora andiamo a scoprire il prossimo argomento, così non perdono allenamento con la pulsantiera. Vediamo il prossimo argomento. Subito sport, 15 secondi da 2-5 punti, parliamo del 13enne triestino Mattia Rosati, che è campione nazionale di quale sport? Bocce, tennis, tiro con l'arco, ginnastica artistica, bocce, ed è proprio di qualche settimana fa. Bravo. O ven la bocciofila qua. Quindi guai, no, guai, se no. Guai se sbagliavate. Il presidente non si chiama per il copen. Allora subito, pronti con la pulsantina perché andiamo avanti con il prossimo quiz, per il prossimo cubo virtuale e poi vedremo com'è la situazione del nostro prolocco. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti.
Qual è la distanza in linea d'aria tra i municipi di Colloredo di Moimacco? 42 km, 34, 20 o 58? No. Colloredo dice 34. Quindi adesso Moimacco può pensarci ancora 4 secondi e dice 42 ed è corretto. Adesso, quando ripartite da qua, fate la strada in macchina, da un municipio a un municipio e verificate. Ma non basta vedere su Google Maps. No, perché voglio metterti alla prova. No? Non c'è che costa le benzine con mamma, si tornate. Hai ragione, no, evita. Hai ragione, dai, la farò io che è un'ibrida, così Grazie. vado su giù e risparmio qualcosa. Vediamo com'è la situazione, del Prolocco. Colloredo di Montalbano 20, Moimacco 18. Sarà corretto questo punteggio? Lo chiediamo al nostro notaio in studio, che ormai è un notaio storico, che porta alla Prolocco di Moimacco, lo vedete col suo taccuino, con la penna, ha scritto tutti i punteggi di ogni quiz ed ha la situazione sotto controllo. E no? anche le risposte. Anche giusto? le risposte. È tutto corretto? Sì? Sì. È sempre così convincente, così, no? È fatto così, cioè lui è lì, vedete, continua a scrivere perché dice sì, scrive sì, è tutto corretto, esatto. giusto? Bene, fa piacere che ci sia un controllo ulteriore, oltre ai miei notai in regia. Questa è la situazione, ragazzi. È arrivato un momento molto temuto dalle Prolocco. Anna, non guardarmi così. Dio, mi dice una cosa del genere, cosa devo aspettarmi? Tu stai tranquilla perché Vinli sbustuttis qui sta. Vero? Abbiamo le bustine in italiano, bustuttis in furlan, è Yes, corretto? in inglese. Dai. Yes, Allora in di inglese. bustina in inglese adesso perché scusa, me mail. vedi? Quindi noi abbiamo queste bustine che per i filologici dobbiamo chiamarle giusto proprio bustuttis, quest'anno me l'hanno proprio detto. E questi, qua dentro sai cosa c'è, Anna? No. Come no? Un panettone. Qui dentro Un buon di benzina per fare Colloredo Moimacco. non ci sono buoni per la benzina, ma c'è il temutissimo gioco in friulano delle 10 parole. Quindi partiremo dalla 1 e la 2 e la Prolocco in svantaggio avrà la possibilità di scegliere la busta. C'è diseso? Quindi abbiamo Redi che può subito decidere la bustuta numero 1 o le bustute numero 2. Numero 2. Ah, numero 2. Cioè, giù di Moret con te è divertente, No, proprio. no, perché poi mi mette in crisi. Allora, dammi la bustute numero 1. Fai ridere però le signore di È che sono Colloredo. bistute, penso sei creata. Allora, vedremo dopo la pubblicità che cosa c'è dentro questa bustina. Se tu preferissi dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano, tanto per... Dal forlan italiano, penso. Miglior. No? Sì. E allora lo scopriremo solo dopo la pubblicità, l'apertura delle bustute. A tra poco. Eccoci qua, pronti? La Prolocco di Moimacco contro la Prolocco di Colloredo di Montalbano, ma per prima la Prolocco di Moimacco partirà con il nostro gioco in friulano che si chiama Indovina la parola. Tra due lingue. Di Partiamo Calandè. con la sigla? Siamo pronti? Perché dopo scopriremo. Tra due lingue. Tu hai scelto la bustute numero 1 Oh. e hai scelto, pensa te, dal friulano all'italiano. Vedi? Bene, no? Oh. E il nostro Enrico ha scelto l'Issagris dal Friul. Ecco. Quindi io le dirò in friulano e tu in italiano. Ok. 1 minuto di tempo, partiamo con la prima parola che è fongs. Funghi.
Cunin, Coniglio. Ghiambar, Gamberi. Sparks, Asparagi. Coce, Zucca. Milucci, Mela. Strucci, Struzzo. Trifule. Fungo. No, dobbiamo ripartire con Fonks, Funghi. Cunin, Coniglio. Gamberi. Ghiambar, Asparagi. Sparks, lo dico io, Ok. Coce, E zucca. Milucci, Mela. Strucci, Struzzo. Trifule, Tartufo. Croz, Le rane. Trisculis. Triscoli fragole. Bravo, bravo. Sì. 10 con un po' di difficoltà, cioè sul tartufo perché è una cosa che non mangi generalmente. Non mi deve. Quindi sei Come caduto nel provate, tartufo. anche c'è. Vabbè dai, comunque 10 punti conquistati in meno di un minuto non è male. Bravi, bravi. Ecco. Noi domandin, perché anche se Sì. siamo sicuri che lo savare ogni paese che fa in queste sagre. Quindi guarda, sono tutte sai che sagre roba, che bravo. vengono fatte, che vengono fatte. Giusto? Noi il domandin, lasciamo il A qualche donna le telespettatore. sapevi? Sì. Sì, sì. Ma perché volevi dirle tu? No, non la sai. Ah, allora. E allora, Anna, hai visto un po' com'è il gioco? Tu hai la busta numero 2, per cui avrai dal italiano al friulano. E quindi, anche qui parliamo delle sagre del Friuli. Il fatto è che io lo dirò in italiano e tu in friulano. Questa è la differenza, sempre un minuto di tempo e tu, se sbagli, ripartiremo naturalmente dalla prima parola. La dirò io in italiano, se dalla regia mi danno l'ok parto. Sì. La prima parola è asino, Mus. capre, Chiavre. Chiavres. coltelli, Curtis. sedia, Chiadre. maiale, Curcet. ricotta, Squete. toro, Taur. mirtillo, Cirinicole. aringa, Renghe. canolicchio, canolicchio, Chianoles. asino, Mus. capre, Chiavres. coltelli, Curtis. sedia, Chiadre. maiale, Curcet. ricotta, Squete. toro, Taur. mirtillo, Cirinicole. aringa, Renghe. canolicchio, Robalise. canolicchio perché Tipo le capelunghe. devi dirlo tu. Capelunghe. Va bene. Corretto, l'ha detto. l'ha detto, capelunghe. L'ha detto in tempo, l'aveva detto in Era in tempo. tempo, era in team. Una precisazione, non è un pesce, ma è un mollusco Sì. bivalve. Mollusco. Quindi se vogliamo È a essere colore precisi. di molluschi o i cais, però. Che... Sei un'altra cosa. Esatto, esatto. Non potevamo metterlo, se no era troppo facile. Prossima volta. Sì, prossima volta con un'altra proloco però. Bene, allora 10-10, insomma il primo gioco in friulano è andato davvero bene per le nostre diciamo, era proloco. facile, ma era un po' anche per rendere onore a tutte queste sprolocos della nostra regione, che finalmente, ma dopo non scontaranno sicuramente migliore anche le sprolocos che vincono not, dalle Sì. attività che sono ripartite queste che sono le tutte una migliore di che altre. Quindi era un modo anche per rendere onore a queste sprolocos che qualcuno venirà qui con noi che stanno, quindi la spiergiare passo dopo passo. E allora vediamo com'è la situazione, chiedo alla mia regia di proporre la grafica con Colloredo di Montalbano che mantiene il vantaggio a 30 punti, Moimacco 28, ma insomma siamo a 2 punti di distacco, quindi chiedo al nostro notaio se è tranquillo, anche se cambia pagina, insomma continua a scrivere, ma credo che sia tutto È il sotto quaderno controllo. dell'anno passato. Bene, bene, mi fa piacere, quindi pronti con le vostre pulsantiere perché ritorniamo con i nostri quiz e quindi con il nostro cubo virtuale è il prossimo argomento. Vediamo. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti in palio. Parliamo di quale comune ha sullo stemma 2 grappoli d'uva, come vedete dallo stemma che è lì. Cormons, Casarsa, Bertiolo, Butrio. Allora, Moimacco dice Casarsa e non è corretto.
c'è ancora una possibilità perché avete ancora 18-17 secondi, 8 punti in palio. Coloredo dice Butrio, invece è Bertiolo. Però Butrio, effettivamente Butrio ha l'affinità con Bertiolo per la questione del vino, della fiera dei vini di Butrio, tant'è che anche a Villa Manin l'enoteca è gestita proprio da Butrio e Bertiolo, quindi potevate anche confondervi effettivamente. Ma non è così perché era Bertiolo. Allora andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo quiz e l'argomento del quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di montagna. Quale di queste è una montagna delle Dolomiti Friulane? Cima delle Suore, cima di Rapa, cima di Campolago, cima dei Preti. Vedi che bravo! Vedi che bravo Redi! Redi è un uomo di montagna. Dimmi? Redi è un uomo di montagna. Sì, sei andata sull'Ossai in d'estate, quindi mi sei fatto male di venire io, ma più in montagna di cos'è. Sì, Enrico invece è un uomo di Sì, montagna, io sono vero? un uomo di monte, un verde Arniel, su cima dei Preti non sei mostato, che è la monte più alta appunto das Dolomiti Furlanes, arriva poco sopra 2600 metri, Dolomiti Furlanes, patrimonio dall'UNESCO dal 2009, e Catiapedenti appunto che parte delle prealpi carniche, la parte bassa che verso il Veneto, e Catiapedenti, la Smons, appunto, da ex province di Udin, di Pordenone e di Belun. Appunto, hanno istituito questo gruppo bellissimo, ovviamente, di Mons, tutelato, appunto, dall'UNESCO, e che vanno dentro tutte sta al parco delle Dolomiti Friulane, che darà sicuramente a tutti i telespettatori che hanno voglia di visitare questo posto, fornire tutte le informazioni dal caso. Bravo, bravo Enrico, bravo Redi. Anna, sto giro non eri preparata? No. Vabbè, proviamo ancora altri quiz, Prossimo vediamo call. se sarai più preparata nel prossimo e allora andiamo a scoprire l'argomento nel prossimo cubo virtuale. Cultura, qui avete più punti e più secondi. Nata nel 1991, si svolge ogni quarto fine settimana di ottobre. Che manifestazione è? Festa della zucca, festa delle patate, sagra dello struzzo, sagra del pomodoro? Vedi che qui Anna è preparata. Poi è bella la festa della zucca, si mangia molto bene, giusto? Sì. Ti piace? Certo. Ci vai? Se è l'occasione, sì, dipende. Dipende. Enrico, portala tu, lo so. Va bene. Proviamoci, vediamo. Certo. Chiapinotte, la gente. Va bene, così ha recuperato un po' anche Anna, ma andiamo avanti, non vogliamo vedere ancora il punteggio, lo scopriremo tra poco. Andiamo a vedere invece il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo degli uffici IAT gestiti dalle Proloco Regione. Quanti sono gli uffici? 20, 14, 27 o 9? Avete ancora 8 secondi per pensarci, per rispondere. E ancora 2 punti in palio. E Marco dà la risposta corretta, 27. Contati uno ad uno e visitati poi anche uno ad uno, Reddy. Sono andati agli uffici? Siete un ufficio IAT? Sì. Bravo, Anna, tu non ti sei nemmeno buttata. No, e avevo avuto il suggerimento giusto, però aspettavo il loro passo falso, che però questa volta... Bonde, non è stato bonde. facile. Questa è la sua tattica, no? Pensa che sbagli, però non è sempre così, vedi, devi anche buttare. Una bambolina voodoo con me, non pensate, quindi... Ma no, dai, non proprio così. Andiamo avanti e poi vedremo com'è la situazione delle due Proloco per quanto riguarda il punteggio. Vediamo invece il cubo e il prossimo argomento. È una sorpresa, qui avete 30 secondi e un massimo di 10 punti in palio e parliamo di un personaggio misterioso. Classe 1967, nata in Svizzera, diplomata stringer e da bambina era bionda. Chi è tra queste? Caterina Tomasullo, Aida Tagliente, Serena Fogolini o Marta Riservato? Bionda da bambina, diplomata lo stringer. Non è
Serena Fogolini, che adesso è mora, tra l'altro, insomma, però vabbè, no, e non è neanche Ida Tagliente, ma è Catine, era Catine. Ed è proprio Catine che salutiamo. Nessuno è riuscito a dare la risposta esatta. Come mai? Ma Serena è la nostra filologica. È nata in Svizzera? Lei, il notaio, dice che è nata in Svizzera? È nata al Batesing. Vabbè. Anche devo accettare la gelato bomboniera, quindi... Redi le sa tutte. No, è così. Sì. Dopo controlleremo su Google, dappertutto, ma ha fatto qui una trasmissione con noi, Cattina ci ha spiegato la sua storia. Vediamo com'è il punteggio. Vediamo com'è il punteggio delle due Proloco. Colloredo di Montalbano è a 40 punti, Moimacco 34, quindi è in svantaggio e quindi ha la possibilità di rispondere subito, perlomeno dopo la pubblicità, al proverbio in friulano. Quindi lo lanciamo subito, lo vediamo, poi andiamo in pubblicità, Redi avrà il tempo di consultarsi con la sua squadra, vediamo il proverbio. Secondo proverbio, che come sempre non domandin la traduzione letterale, ma c'è che vuol dire in nate speraules, secondo proverbio che è papà biel, mame biele, ma non le nue tascudiele. Nue tascudiele o nuie saluditongais, che no, trittongo si forma. Vabbè, non mettere ancora più in agitazione. Filologia pura, ecco. Qui siamo nella grammatica. Vogliamo sapere dalla Proloco di Moimacco la soluzione dopo la pubblicità. Se dovesse Redi sbagliare, diamo la parola a Colloredo di Montalbano. Va bene? Bene. Hai il tempo della pubblicità per pensarci, ci vediamo tra poco. Con le Proloco di Moimacco e Colloredo di Montalbano. In questo momento la Proloco, capitanata da Anna, in vantaggio, quindi la Proloco di Colloredo, ma Redi ha avuto la possibilità di consultarsi con la sua squadra durante la pubblicità per dare la risposta al secondo proverbio in friulano di questa sera, che rivediamo in grafica e il nostro Enrico leggerà nuovamente. Lo vediamo. Così Redi fai un ulteriore ripasso. Mente locale. Secondo proverbio, quindi, che abbiamo proponuto not, alle papà biel, mame biele, ma non le nue tascudiele. Domandin come simpi, non la traduzione letterale, ma il significato di questo proverbio. Cosa ne pensi, Redi? Questo è piuttosto di quello di prima. Allora, ci siamo confrontati, secondo noi potrebbe essere un significato plausibile. Una frase del tipo tante belle parole ma in sostanza niente, cioè tanto caos ma nel concreto non c'è niente di... La risposta anche in questo caso è esatta. Bene. Parafrasando in chi moce che la del Redi, l'apparenza inganna, quindi c'è che diceva lui, tante belle parole sperota sostanze nuie, quindi la risposta è proprio che lì. Bravo, 10 punti. No, 5 punti. 5 punti conquistati da Moimacco, ma è arrivato il momento della pubblicità. Pubblicità, sei appena rientrato nella bustute. Ci vuole bustute. E la bustute, quindi lancia la sigla tra due lingue. Sei pronta? Vediamo. La bustute. Allora, adesso non so chi è in svantaggio però. Forse era in 34 più 5, 39 a 40. Il notaio cosa dice? Se sempre noi in svantaggio? Moimacco è in svantaggio, secondo il notaio mi fido del notaio. Quindi non tutti fidi dal filologico, giudice ufficiale, no, perché lui è lì che scrive. Io mi offenderei. 3 o 4, Redi? 3 o 4 squadre? 3?
Come amore, a 3! Non mi va bene. 3. Allora, ti chiedo la solita cosa. Preferiresti dal Friulano italiano o dal Friulano italiano? Ma che mi devo vedere qualche altra roba. Vabbè, Boh, dai, insomma. dal Furlan al Italiano, dai. Prima hai la de drette, esperienza. La vedrete. Allora, vediamo. Dal Friulano all'italiano. Pure col sentimento, vedi? E qui, che poi, ci e che, paraulis con la, aspetta che Chi. mi metto, che, Scusaci. chi, Chi? 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 Sì, avete capito? chi? Sarà con la R a pies, comunque. Giusto, va bene. Ti Non aiuto farmi io, Alexis, ridere, comunque. Edi. Ti aiuto io, Ma non sì, no, preoccuparti. ma ce la faccio, ce la posso fare. Vediamo invece se in regia mandano la prima parola che è chiadene, Catena, chianton, angolo, chiamput, chiamput, cappuccio, no, chiadene, catena, chianton, angolo. chiamput, Chiamput. chiamput. Campo Che cosa ho piccolo. detto? Sì, il Campo chiamput. piccolo. Quindi? Campetto, da calcio. Chianive? Oh, chianive? Chianive. Canapa, No, chiadene, catena, chianton, angolo, chiamput, campetto, chianive, cantina, chialiar, calzolaio, chiavile, chiodo, no, chiadene, catena, chianton, angolo, chiamput, campetto, chianive, cantina, chialiar, calzolaio, chiavile, spinotto, no, chiadene. catena, Ah, tempo scaduto. chiavile, che La devo- caviglia, la caviglia. che è spinotto. Che in italiano non sai come si fa, ma cloud, la risposta della verità di in furlano fa cloud. Quindi Sì. chiodo a fa cloud. Sì, sì. Ma qua è chiavile. Qua è chiavile. Chiavile. Il dizionario chiavile lo dà come caviglia. E Poi e su c'era- questo ci si basa come esempio, ovviamente. Chiastinar, castagno. Castagno, Chiastia, castigare. Castigare. Chiadin, cattino. Cattino. E chialcine, calce. calce. Quindi loro sono arrivati al 5. calzolaio 5 su 10. 5 su 10. Ora tocca a Anna. Cara Anna, come stai? Bene, A te tocca l'altra busta. Lo sai? eh sì. Però insomma non è andata male prima, quindi tu hai la numero 4 e di conseguenza anche dall'italiano al friulano. Adesso vediamo cosa si è inventato il nostro amico Fritz qui. Le parole con la F? Sì. Dall'italiano al friulano, quindi io le dico in italiano, le vedrai anche scritte in grafica e tu in friulano. Partiamo con la prima, faccia, Muse, falegname, marangon, farfalla, pavè, fegato, fiat, fabbro, fari, faggio, faiar, faccia, dottor Donamini. Muse. Falegname, marangon, farfalla, pavè, fegato, fiat, fabbro, fari, faggio, faiar, ferragosto, fravost, no, faccia, muse, falegname, marangon, farfalla, pavè, fegato, fiat, fabbro, fari, faggio, faiar, ferragosto, madonne d'avost, foresta, bosc, formicaio, formiar, farro, tre secondi. non le guardi. Devi dirlo tu. Terminato. Terminato il tempo, non hai dato una risposta. Mi pare mi coppe. Farro è spelte. La spelte, l'uardi che ha detto la signora era l'orzo. Sì. Però tuo no. papà, perché tuo papà? È contadin. Vedi, ma è così. Può Niente. capitare, può capitare. 9 su 10 Però comunque andare a bel indovinare risultato. snuff, quindi l'ultimo 9 è su come che 10. sapessi. Sempre un tic più difficile, quindi un signor punteggio.
Ma è arrivato il momento delle nostre proloco di conoscere le iniziative e le idee, le prossime novità. Redi, la proloco di Moimacco, ci avete mandato un po' di foto, appena la regia le propone le commentiamo insieme, ma com'è andata e quali sono le vostre idee? Beh, è andata decisamente bene, ma come tutte le saghe, immagino, le feste, perché con l'apertura erano tutti pieni. Bon, questo esempio è la prima edizione di un Fil di Curpa a Nadal, una manifestazione che abbiamo fatto con il mercatino, che si collega a una manifestazione che collega molte altre città italiane, quindi il filo che unisce nella beneficenza. Poi in questo caso abbiamo fatto anche questa primavera avevamo fatto un percorso che è nato in realtà nel periodo del lockdown, quindi è a 2 passi più vicino, che è nel nostro territorio. Abbiamo fatto dei percorsi con appunto delle bacheche, con il pensiero positivo come elemento comune, con il cellulare poi potevi tirare giù il QR code e quindi ti vengono fuori la traduzione in prosa oppure dei contenuti speciali curati abbiamo collaborato con varie associazioni. Questa è la chiesetta nostra di San Giovanni, a cui siamo molto legati, dove si fa la festa e facciamo la mostra in questo caso. C'era un artista che dipingeva, abbiamo la musica, come appunto c'era la cover degli AC/DC, e appunto la festa di San Giovanni, che è la manifestazione, questa qua, che ci coinvolge, ci impegna ovviamente di più. Ecco, questo è un esempio panoramica della nostra festa, con tutti gli elementi che la caratterizza, diciamo. Quest'anno appunto riproporremo la seconda edizione di un Fil di Curpa a Nadal nel primo weekend di dicembre a Moimacco, e poi prossimamente in primavera vedremo di fare anche riproporre la seconda metà, diciamo, del percorso 2 passi più vicino, e la festa e qualsiasi altra cosa ci viene ancora in mente, perché comunque siamo una proloco piccola, ma abbiamo piacere di dare soprattutto anche alla comunità di Moimacco qualcosa di più, e ci stiamo impegnando a fondo con tutte le associazioni con cui collaboriamo e la squadra qua. Siete una decina, quanti siete poi in gruppo, vero, insomma, degli associati? Come soci siamo sui 126, se non ricordo male, poi ci sono tutti i volontari che ovviamente sono necessari per poter, cioè per la festa di San Giovanni ci vuole molta più gente, tra turni, montaggio, smontaggio, e non bastano i 126. Ecco. Complimenti alla proloco di Moimacco. Parliamo di Colloredo con Matteo, che è il presidente, e anche voi avete delle foto per raccontarci un po' com'è andata e per capire un attimino quali sono le vostre idee. Sì, anche noi siamo ripartiti quest'anno, il 2022, ci voleva dopo 2 anni praticamente di stop, siamo ripartiti. Qui siamo, per esempio, noi abbiamo la possibilità di usufruire grazie alla comunità culinaria del castello, e durante quest'estate abbiamo partecipato all'organizzazione di diversi eventi, per esempio Tango da Pensare, che sono più di 20 anni che c'è a Colloredo. Noi collaboriamo con l'organizzazione, lavoriamo tanto con le scuole, lavoriamo tanto con i bambini, tant'è che facciamo, in questa foto qui ci vedete appunto travestiti da conti o comunque da re e da regina del castello con i bambini. È una cosa, diciamo, che abbiamo ripreso dopo 4 anni di stop, e diciamo ci voleva, perché comunque ai bambini rimane proprio impresso il fatto di entrare in castello trovando questi personaggi. Come vi dicevo, anche poi abbiamo organizzato la festa di fine anno delle scuole sia elementari che dell'asilo. In castello abbiamo avuto la possibilità di organizzare una mostra che è stata, diciamo, sarà aperta fino a questo fino al 30 di settembre. E qui abbiamo ospitato qualche domenica fa un raduno di vespe, abbiamo allestito un piccolo chioschetto dove abbiamo rifornito appunto i vespisti che hanno girato tutta la zona collinare, e nel prossimo futuro abbiamo, diciamo, in mente abbiamo innanzitutto il mese di ottobre pieno di eventi. Tutte le domeniche saremo in castello, faremo l'ultima domenica di ottobre organizzeremo una visita guidata del castello di Colloredo, tutte le altre domeniche sarà aperta una mostra organizzata dall'amministrazione comunale, e ogni domenica appunto sarà aperta, e in 2 domeniche di settembre avremo anche un concerto serale all'interno delle sale del castello. Quindi cerchiamo di non fermarci, cerchiamo di andare avanti, e speriamo nel 2023 di riuscire anche noi a riorganizzare la sagra paesana.
Che quest'anno non siete riusciti a realizzare. No, l'ultima ecco. l'abbiamo fatta nel 2019 e poi ci siamo quindi fermati. Noi ve lo auguriamo davvero. Complimenti. Grazie. Brave le nostre Proloco. Bravi anche i nostri filologici. Enrico, splendido anche questa sera, preciso. Bravo. Grazie. Complimenti. La prossima puntata arriverà qui Serena, Sì. Quindi la salutiamo, Serena, e non vedo l'ora di vederla assieme a Claudio Romanzini, assieme a Feliciano, Medeot, che verrà anche lui a trovarci in studio. Ma adesso siamo curiosi di vedere qual è il risultato finale. Il nostro notaio sicuramente avrà già scritto il punteggio finale, io non lo so e voglio vederlo in grafica come tutti i nostri telespettatori. Lo vediamo chi ha vinto la prima puntata di Lo Sapevo di questa nuova edizione. Memaco 44 vince la frullata con Loreto e Montalbano con 49 punti. Rebi per pochissimo. Per pochissimo, dai. Notaio corretto? Tutto a posto? Bene, fa piacere perché io non vado a dormire se non notaio non è tranquillo. Poi dato un mercoglietto. Qui è tutte. Quelli bustuti. Sì, ma sai che potrebbe esserci ripescaggio? Sai Infatti, che puoi mettere in moto tutto il paese per farti ripescare? L'abbiamo già fatto e ci E quindi riproviamo. ci riproverete. Complimenti alla Proloco di Memaco a tutte le vostre iniziative. Colloredo torna in studio nella seconda fase. Quindi adesso guardate tutte le puntate perché dovete scoprire il vostro prossimo avversario. Ai ai ai. Quindi guardate almeno la prossima, dalla prossima scoprirete con chi andrete ad affrontare la Proloco che affronterete nella prossima fase di gioco, ok? Anna, complimenti da tutta la Proloco, complimenti al nostro Enrico che tornerà tra un paio di puntate, complimenti alla mia regia capitanata da Francesco Snidero, ma c'è anche Paolo Bassi e Simone Caramaschi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!